Allora, qui siamo in Malga Bragarezza. Allora, Questa è una malga utilizzata perché è piena di vitellini. sì, è molto... Guardate che meraviglia. Cioè, guarda, come ci guardano. I vitellini qua. Hai visto come ci guardano? Non so se è un bel segno o brutto. Io sono lì un po' indecisa. E abbiamo trovato anche... Questo, guarda che bello, ragazzi. E dopo i funghi vi facciamo vedere i chiodini. Cioè, in questa stagione è strano perché dovrebbero venire più avanti. Allora, da dove siamo partiti? Dove stiamo andando? Allora, siamo partiti da dietro il cimitero di Zoppè, che Sì. è un po' più giù di Zoppè, Sì. in realtà, è basso, ok? Abbiamo parcheggiato davanti al cimitero. Sì, Sul lato del cimitero sulla sinistra parte una stradina sterrata. Prima vedete ci sono degli accumuli di legna, poi si passa un ponticello e si va sì, su. Ed è una strada sterrata che penso serva alla malga, almeno finora. Stiamo andando su prima al passo Tamai sì, e poi al bivacco da Rent Doff. sì. Oggi è una bella giornata, Sì. qua è pieno di vitellini carini. tutti Belli bianchi. veramente comunque. Una bella giornata, bella, oddio. Bella, speriamo che tenga. Comunque, E in montagna così, confronto a quello che abbiamo visto questa settimana, si insomma, lascia perdere. lasciamo perdere proprio. Comunque per il momento il tempo tiene. Niente, dai, E i vitellini ci guardano. e i vicini ci guardano. Non so se si può entrare oppure no, adesso vediamo. Sì. Sì, la malga, che bella, carina che è. Adesso non so se si vede perché non vado a aprire finestre. Ah, ci picchia. Eh sì, guarda, due fuochi, uno e una due. Allora qua, Massimo se sta qua. Eh sì. Guarda. No, ma Massimo non fa queste cose qua. Massimo non scrive. Questo posso mettere la mano sul fuoco. Io odio queste persone che rovinano le cose così. Però purtroppo a questo mondo, il mondo è fatto a colori, è vero o no? Bello comunque. Cioè guarda che questo gira, guarda, proprio come era una volta. Mettevi sotto. Bellissimo. Col paiolo. Sì. Via via. Vabbè dai. E questa qui. Chiudiamo tutto. Perfetto. Andiamo su. Guardate ragazzi che bei chiodini freschi. Questi sono nati stanotte questi qua. Guardate. E qua è pieno. Cioè pieno. E anche pieno di fragole e lamponi. Sì, pieno è. Noi li lasciamo là perché sinceramente non abbiamo tempo, però guardate, è pieno è. Beh, così tanti sarà 7-8 kg. Boots on stone paths calling my name. Clouds so close they play the same game. Rivers hum low while the peaks proclaim. Trekking continental, trekking oh high. Dolomini whisper where eagles fly. Step by step we kiss the sky. Pine trees whisper secrets so deep. Shadows dance where the cliffs steep. Every turn a promise I keep. Rock and wind, they sing to me. An endless, boundless melody. Ooh, trekking continental, trekking oh high. Dolomini whisper where eagles fly. Step by step we kiss the sky. Rocket wind, they sing to me an endless
boundless, boundless melody. Trekking continental, trekking all high. Dolomini whisper where eagles fly. Step by step we kiss the sky. Granite holds my dreams tonight. Moonlit peaks bathed in silver light. Every star a guide, burning bright. Subito dopo la Marga troviamo il cartello che ci indica Monte Punta e quindi pronti per la Forcella o il Passo Tamai. Ed ecco qui, siamo arrivati al Passo Tamai. Sì, siamo in Forcella Tamai a 1715 metri. Siamo saliti da Zoppè, che è questa strada Sì. qui. Si può salire qui in Forcella anche da Costa, seguendo il 496, che è quest'altra strada, ma Esatto. noi l'avevamo già fatta quando abbiamo fatto l'escursione al Monte Punta e quindi siamo venuti su dall'altra parte per vedere com'era. Allora, se si va di qua, si va prima alle postazioni militari e poi al Monte Punta. Sì, Invece noi proviamo a proseguire dalla parte di qua per vedere se riusciamo ad arrivare al bivacco. praticamente arrivando da Zoppè si tiene alla destra, del segnale a destra. E si Hanno va su. sparato l'orario di Zoppè. Va bene, ah sì, è vero. L'orario. Va bene, dai, andiamo. Sì. E stiamo uscendo da stradone. Qui abbiamo davanti il Pelmo un po' coperto. Questa notte è anche nevicato. Siamo il 3 di agosto. Si vede, so se si vede, comunque ha nevicato e si sente l'aria frizzantina. E non è tanto più alto di noi, Sì, non è tanto più alto, non è tanto più alto, però a 100 metri. a 150 metri. E adesso noi abbiamo anche un cartello che vediamo cosa dice. Allora, Casera Casot de Daredoff. sì, chiama verso giù. Sì, verso giù. Eh sì, dare d'off. Ore 05 vuol dire che qua è. Sì, 15 minuti. E noi dopo dobbiamo tirare per di qua per... Guardate il pelmo e il pelmetto come sì. si vedono. sempre maestoso, Sono incappucciati. Guarda Sempre che meraviglia. sempre maestoso, eh? Quella è la mia ricetta del dinosauro. Ah sì, Che abbiamo fatto la foto col dinosauro con la zampina. proprio, E sotto c'è il Venezia. esatto, proprio così. No, in realtà ne siamo partiti ancora più sotto. Eh sì, dal cimitero. È molto più Noi basso. siamo partiti molto più bassi al cimitero. Una E... Bragarezza. sì, in realtà è molto più giù, circa 200 metri che non di più anche. Ecco qui, stiamo vedendo la casera bivacco baita da Red Off. Guarda che carina, c'è anche un Sì, tavolo con le deve essere panchine molto fuori. bella, cioè, non è stato facile trovarla, perché indicazioni quasi zero. La strada è anche un po' lunghina, però adesso che guardiamo c'erano altre strade da arrivarci più comode, molto più comode. Vabbè, dai, intanto ci andiamo. Ed eccolo qua. Mamma mia che bello che è. Molto carino. Spettacolare veramente. Guardate che vista che ha col Pelmo. È un paradiso terrestre questo qui, è un paradiso proprio. Eccola qui. Bello. Sì, dai. Vale
bellissima veramente. C'è anche da far fuoco. Sì, vale tutta la strada che abbiamo fatto per trovarla, la vale tutta. Andiamo a vedere dentro, andiamo a vedere dentro. Doppia porta, sì, ma mi sembra chiusa. No, dai, niente, è chiusa, peccato. C'è il libro del bivacco ma l'hanno chiusa. Strano che l'hanno chiusa, non dovrebbe essere chiusa, e vuol dire che hanno messo del materiale, però peccato. Questi sono tutti Sì. i segnaletti che sai, Sì, per le cose mucche. con le mucche. È chiusa, peccato però, perché c'è il libro del bivacco dentro, ma vuol dire che hanno messo attrezzatura e hanno paura che... niente, facciamola vedere così. Peccato, porca boia, oh. Niente dai, niente da fare. Visto che bene si vede il pelmo, adesso andiamo alla Malga, come si chiama? Rutorto. Marga Rutorto, e praticamente si scende da qui, noi scendiamo da qui, e dopo decidiamo se fare il giro per di qua o ritornare. Dopo vi Andiamo aggiorno. anche sulla base del tempo. Sì, perché esatto. si sta nuvolando. Comunque la baita è una cosa favolosa, niente da dire, bellissima. Cioè, Peccato che sia chiusa. peccato che hanno chiuso, perché dentro c'è del materiale di pastori, si vede che No, è che ultimamente chiudono tutto. sì, ultimamente è proprio così. Anche i vivacchi, perché purtroppo la gente non è ben educata. Sì, secondo me è per questo che l'hanno chiuso, perché la gente non si comporta bene, quello è il problema. Comunque il posto è molto bello, c'è un Posto- tavolo fuori, ci sono le panchine, c'è la possibilità di far fuoco, guarda c'è un focolare qua fuori. Sì, è bello veramente, la vista del Pelmo, cioè non manca niente, non manca niente. Va bene, dai, si parte. Poi siamo arrivati su dal bivacco. Siamo su dal bivacco da Redotto, adesso andiamo su al Sas de Formedal. Sì, Sas De Formedal e Ailac. Dovrebbe Ailac, essere 35 minuti, ma di qua di Sì. mezz'ora sta anche piovendo. e dopo andiamo alla casera, quella In giù. fondo, Come alla si chiama? Rutorto. A Rutorto, esatto. E facciamo un giro d'anello, è un po' lunghina, però no, dispiace per il tempo. Purtroppo. Il Ma tempo forse no. adesso sballa. sai. Oddio. Vai. Adesso andiamo a vedere il nome della Malga, che non ce lo ricordiamo più. Comunque un percorso veramente bellissimo, perché noi abbiamo fatto anche fuori pista, ma cioè, guardate che vista, ragazzi, del Pelmo, la faccia a 360 gradi. Come si chiama? Rutorto. Adesso dillo bene, che Malga Rutorto. Malga Rutorto. Rutorto. Sì, Questa qua ha delle regole di vodo, no? sì, proprio. Eccola qua. Ma sapete cosa sono le regole, no? Dille, dai, le regole cosa sono. Le regole sono un'istituzione Esatto. esistente fin dal Medioevo, che appunto regolamenta lo sfruttamento del bosco da parte delle comunità montane. Esatto. Ci sono quelle di tutte le varie zone, sono famose le regole dei laudi cadorini di epoca medievale, sono state edite da un'amica, la Teresa Vigolo, che saluto. Dai, andiamo giù, e anzi ci facciamo un po' di pausa adesso, perché siamo un po' stanchini, perché siamo partiti da
dal cimitero di Zoppè di Cadore. siamo partiti dal cimitero di Zoppè di Cadore, abbiamo fatto tutta la parte sopra, insomma ragazzi, dopo vi diciamo la strada, ma è stata lunga, da non sottovalutarla perché è lunga. Difficoltà no, pericolo niente, No, difficoltà non è tecnica pericoloso no, per niente. nessun problema, è solamente Diciamo che lunga. noi abbiamo fatto un po' di fuori pista, per cui nel bosco devi stare attento a non Sì. ci vai. Anche perché qui, proprio una zona Comunque ricca d'acqua, diciamo perché siamo andati fuori bosco, dobbiamo guardare se c'erano qualche porcino, funghetti abbiamo fatto il fuori pista, fuori bosco, insomma abbiamo trovato fuori, dai, non vogliamo parlare dai di queste cose, siamo timidi quando parliamo di queste cose qui noi, non ci viene le parole giuste. Ecco qui, come si chiama la marca? Non mi ricordo più già. Rutorto. Non che me lo ricordi, perché Sì. vuol dire il ru, cioè il Sì, storto, no? storto. Lì Mamma praticamente si passa per Venezia, noi l'abbiamo girato il Venezia, Sì, ma praticamente si era al Venezia, sì, perché è lì, sì è lì il Venezia, segna col dito bene, qua sotto. Sì, Venezia, esatto. qui. Perché esatto. questo è il pelmetto, Sì. poi c'è il pelmo E noi l'abbiamo e alla girato, fine è il Venezia, perché sì, di solito venendo su dallo Staulanzo fai tutta quella lì. esatto, e noi l'abbiamo tagliato fuori perché l'abbiamo già visto diverse volte e quindi e adesso andiamo per di qua. Poi è più bello andare là quando è ancora chiuso. Sì, perché esatto. Ci sarà il delirio. Peccato che sia chiusa però sta malga, dispiace molto, lo so, è una malga anche molto importante da come vedo, cioè di un certo peso, così è. Poi guardate in che posizione che è, c'è una roba, io lo so che la GoPro non dà giustizia, ma è una roba Il pelmo. sotto il pelmo, ma ha un fascino, una bellezza unica. Vabbè dai, troviamoci un posto dove ci sediamo e facciamo un piccolo break. Ciao cavallino, ti sei perso? Ti sei perso? Ti te vuoi rientrare, giusto? Vero? Vuoi rientrare? Ma dura se non so se posso fate rientrare. Non ho paura. Sì. Abbassa. Ecco qua. Prima noi si era in quel versante qua, non so se si vede, abbiamo fatto tutta la cresta del drago, diciamo sopra, la Forcella Tamai o Bivio Tamai, insomma, fatto tutto il giro, siamo passati per Malga, come si chiama la Malga? Allora, una si chiama Darent Dof Sì, dove è il bivacco, e l'altra Rutorto. Rutorto. Una è la casera Sì. Darent Dof e invece Esatto. questa è la Malga Rutorto. Rutorto. E noi adesso facciamo un giro d'anello e andiamo per di qua. Sì, non lo sottovalutare come viaggio, cioè come trekking, perché è lunghina, Sì. Non è pericoloso. No, non è pericolosa, ma è lunga. Dislivello saranno 700-800 metri alla fine, tutti zig-zag, su e giù, insomma. Sì, se compri tanti che ci Sono sugli 800 metri che non sono tantissimi, però è lunga, cioè di farla in una stagione come adesso. Allora per Zoppè si segue sempre il 471 e si va giù per di qua e avanti. Allora, vi è piaciuto il nostro giro? Siamo partiti dal cimitero di Zoppè, siamo andati su a Casera Bragarezza, poi siamo andati su alla baita d'Aredof e poi siamo andati fino alla Malga Rutorto, insomma un giro ad anello lungo, non Sì, abbiamo proprio... passato anche per Forcella Tamai, insomma. Sì, tutto. sì, chiaramente dopo Sì. si va su in Forcella Tamai Sì. prima di scollinare e andare di là per fare La strada è per baita, Venezia, mi sembra, giusto? Sì, Per la da lì rifugio- si arriva anche al Venezia, noi non ci siamo arrivati. No, noi abbiamo perché- tagliato fuori. Esatto, perché sarebbe stato troppo lungo. Sì, Da non sottovalutare per la lunghezza, Sì. insomma c'è qualche bel saliscendi, però d'estate è molto piacevole. molto Abbiamo piacevole. visto anche un sacco di funghi sì, pieno là. e un cerbiatto. Sì, esatto. Allora alla prossima, ciao, Ciao a tutti.